Vito. Uè, fra. Benvenuto. Rettamo. Chi sta fanno? Niente, cazzeggio sul Primer EP, fra. Almeno per ora cazzeggio. Tu non vieni per niente qua, non sei mai venuto? Oppure sì? Come? Bello, fra, bello. Onesto, più bello dell'altro anche. Ah, del mio, Domani provo la WL. Ah sì, fra, tanto è facile. A me hanno chiesto regole stupide. Tieni in considerazione che lo puoi fare dalle 2:30 fino alle 10:30. Vabbè di gran lunga. No, vabbè, ma è veramente... Cosa ti hanno chiesto? Vabbè, mi hanno chiesto Power Game, Power Play e Hit and Run. 3 regole. Power Game è banale, gli altri due sui PLP non esistono proprio, però qua sì ci stanno. Sono regole che chiedono, cioè il regolamento è molto difficile. E niente, a piedi. Fammi sistemare sta roba, se no non vedo quando lo scrivete. Quindi, a posto. A posto così. Como ANCES tu? Cazzo scrivi? Come c'è pizza di merda, mi sta prendendo sotto. Però non ho capito quello che è scritto onesto. Como ANCRAS tu? Incrosto. Sono entrato con a gruppo, un bar, Devo anche tu, fai prima. Vi. Oh, dimmi! Cazzo vuoi? Come incrosto? Ma non ho capito che significa incrasto. Jack Radio. 300. Buono. Oh, dove state ragazzuoli? Come un crasto a piedi. Fra, sto a piedi perché non c'è un cazzo qua, c'ho solo 100.000. Aspetta. Vediamo che cazzo c'ho. 167.000, però non c'ho una lira. Le macchine... Sei in una faz. Sì, sì, però sto con sbrano e... Merda, la macchina bella. Sto con sbrano, Felice Mastronzo e molti altri di PRP in realtà. Manu dell'Ndrangheta... chi altro sta? Sandra del... Sandra, no? Gianni Spucci. Poi Gianni fa un po' là, un po' là, insomma. Domani ci provo. Sì, fra, provaci. Ce la fai. Ho detto, stiamo parecchi di noi. Merda, Dove lavora Sandra? No, ma non lavora da nessuna parte, sta in fazione. Stavo dicendo dove lavora Sandra che lavorava all'Imperiale. Tra l'altro l'avrà posata felice sopra. Con voi. Sì, sì, sta con noi. Sta qua su Ma il contachilometri è una merda. Vabbè, segna solo la velocità. Oddio. Segna solo la velocità, però segna la velocità e basta. Però sì, è un po' una merda. Oh, sbrano! Vito! Oh, ma sbrano dove sta?
Amore! Salutami i ragazzi. Va bene, bravo. Tu quando vuoi, se ci stiamo... Oh, sto venendo verso fuori casa con la lotto e qualcosa. No, non siamo più là. Vieni qua, Vito. Dove cazzo state? 7 e 18 all'incrocio, fatti vedere, ti Dico. prendo io. Ok. Smettila! Salutami lì. Vieni Promo. Sì, Chi bravo. vuoi che sto? del 718, I've Vito. got to get out of here. Oh, vi saluta Simon, raga. Sion Vieni Ora. all'incrocio del 718, Vito. 718? Incrocio là, sì. Quale cazzo è 718? Sti cambiano casa e non mi dicono un cazzo. Arrivo al 718. Sono qui. Aspetta, come lo devo incontrare, però. Ciao bellissimo. Ciao, tranquillo, devo andare, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Ciao, là. Mamma mia, lontanissimo. Che ci fate con l'incrocio, raga? State lì sopra, questo codo di macchina è tutta la vostra? BMW bianco io. Andiamo? Ah, ci sei incastrato con la macchina. Ma cos'è sta roba? Che cancello di merda comunque. Com'è? Che cancello di merda. Ma non fa aprire la porta. Bella. Bellissimo. Ma quel... Oh, ti saluta Simon, fra. Detto che entra domani. Ah, ok. Piace Vito. Veramente bella, anche grande. Però mi potevate avvisare che cambiavate casa. Stavo là fuori a fare casino. Due piani poi. Ho visto. È gigantesca. Saletta là. Bella. Vieni, faccio vedere dentro. Fra, comunque sto in occhietti, La porta è un po' particolare. Ecco qua, si è aperto. Belli, devi prendere la stecca per giocare a biliardo. No, ma è stato continuare.
Più forte che fai i campi, ragazzi. No, stiamo vabbè, guardando. come fai a fare sta roba? Dai, col telecomando. Bello. Tieni video, Oh, sto guardando me. bello. Sto vedendo così. Cazzo, ragazzi, quanto è bello. E niente. Oh, Messi, Messicate, devo parlare un secondo in privato. Sì, sì, ma Possiamo? vai giù. Aspetta, aspetta, ma vengo qua, aspetta. Vai tranquillo. Dimmi quando ci sei, poi vieni di qua. Pure sopra, che bello. Bello, Qua- evito. Quando ho visto il civico pensavo fosse la casa che stava lì sopra, la nuova casa. Ho detto, no, la stessa, dai. Bella, però. Sì, sì, bella, bella. Ma guarda, cioè, si aprono tutte. Oh. Signor Vito, lei cosa vuole fare in questa città? Beh, mi servirebbe un lavoro, no? Ma di che tipo? Ovviamente lavoro dove si guadagnano molti soldi. Si lavora poco. Si lavora poco. Anzi, se non si lavora proprio è buono. Ok, allora sei nel posto giusto. Puoi dare il tuo numero di scarpe, di. Ora sono 1912. Ti dici, scusa? 912. 912. Sì. Il A posto. badge è stata aggiunta alla tua rubrica. Confermo. Ah, a posto. Aspetta. Oh, salve. Salve. Vito, conosci a Piotta, sì? Sentito nominare, piacere, sono Vito. Per Piotta. No, Ah, questo è ok. il mio fidatissimo, Vito. Proprio Ah, fidato, Pio. ah, ok. No, ci mancherebbe che metto bocca, dai. Tranquillo. Vito è Vito. Stavo a Roma? Sì, 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 uscite a Roma già da parecchio tempo. Sì, sì, con una voce conosciuta. Ah, sì, forse sì, può darsi. Vedi, Ah, signor Vito, non l'ho messo membro, eh. Non li ho messo? Membro. Vabbè. Come vabbè. Aspetta un attimo. Vabbè. com'è, raga? A posto. Gli altri sono partiti. Com'è? Gli altri sono partiti. Ah, No, ce l'ho ah, con... ok. Piotto. con Piotta, ce l'ho. Raga, ma questi hanno cambiato radio e non mi hanno detto un cazzo. Manu, Lisa. Scusa, Vito, Pablo. E Pablo l'ho sentito Ma non Pablo. credo che stanno qua, E stavano fino a poco fa. Ma non stanno nella radio della tua. È questa, raga. No, questa è la normale. È punto 10 la normale, raga, io ho dato punto 15. No, è appunto, stai parlando di 10. Mi piace, Vito. È No, gigante, no, è veramente bella, sì, cazzo. Cazzo. È un giardino, eh. Vado con i rossi e i verdi, perché i blu non c'erano. Che dicono? Allora, i rossi non ne hanno, queste Ok. robe. Qua. I verdi ce le hanno e li mettono a 5.000 ognuno di sforzo. Mi sa che stanno chiamando i verdi. Sia, Pronto? sia il piede di porco che la bomba. Sì. Gas, 5.500. I verdi hai detto Buono, ce buono. l'hanno. I verdi hai detto ce l'hanno. Erano nel ghetto dei grigi. Ecco là, lasciare il numero a sti 4 moschi di Aspetta, sinistra. me lo segno perché sennò me lo scordo, aspetta. Bloccali. Avete già fatto, raga? Noi siamo sì, da 3 ghetti. Dove siete passati voi? Ho detto i Tre verdi, ghetti, Rosso? blu, verdi che non è grigi, per motivo. i verdi sì, a quanto li fanno? Hai detto 4.000. No, 5.000 pezzi sport, sia bombe e piede. E poi ho parlato con Rambo, i rossi, che non ne hanno loro. Non fanno Ma queste manca... cose. Vabbè, il viola no, il giallo, raga. Mancano i gialli. I gialli e gli azzurrini là. No, i blu ci sono andati. Che Blu dicono non il blu? c'era nessuno. Neanche Parlato. amico de... Lui sta sempre nei locali. Lui nei locali, si può beccare. A trovarlo, sai, perché è difficile.
Vabbè, ma aspettiamo un altro po', se no poi ce lo dico e via. Vabbè, a posto, Manu. Appena ce lo dico e via. Ma Sosa e l'altro di non mi risponde. Neanche no. Ma no, è facilissimo comunque, ma proprio facile. Vabbè, sì, tutto sommato, se ci pensi, sì. Hanno detto Andiamo- anche che i andiamo- Mardelli sì. li vendono da 5 sporti e 5 monopolini. Stanno in community. No, mi stai a dire? No, non hanno parlato di No, mezzi vabbè, sport. Capito. Ne hanno parlato i Ballas. non lo so. Raga, chi c'ha il numero di Sosa? Io. Chiamalo. Andiamo in piscina, andiamo in piscina, Vabbè. Bravi, raga. Bella però, che vista, oh. Bella, evito, cazzo. Ma qua bellissima. bellissima, serio. Anzi, di là sarà ancora più bella, penso. Non l'ho visto bene bene. C'è 2 piani per tutto quanto è largo là, hai capito? Sì. No, ma cioè, Tanta roba. sì, balcone pure qua, guarda, cioè, è veramente grande. Sì. Cioè, guarda qua fuori quanto... Credo che dirupo ci sta qua sotto. È pericolosissimo. Oggi hanno aperto il casino Demon, quello nuovo. Qui penso sia diverso, lo sai? In città qua hanno aperto il casino. Sì, oggi. Bello sono Verico? Secondo me... Uè, fra. Marcoli. Oh, dimmi, Sì. Marcoli comunque, Ah, scusa. No, no, stai, vedi. No, può stare. Ok. Non so se ha detto lui, però mi ha fatto vedere X prima sulla TV, la sua bodycam, Sì. dove praticamente prima c'era Cicciu, no, Totò, che stava parlando con uno, e X ha sentito, e gli fa che praticamente a uno di questo della nostra fazione gli sta sul cazzo X, a Totò praticamente, no? E poi ho sentito dire invece all'altro, quello che stava proteggendo X, che io gli sto sul cazzo, fa proprio il nome mio, a me è Marco B che mi dà fastidio. Chi è questo? Quindi, come cazzo si chiama? L'altro cocapo. Quello là che sa fare il parkour. Ha detto mi sta sul cazzo X. No, oh, lui no. No, no, ha detto mi sta sul cazzo Marco B, non X. X lo stava difendendo. Era a me che mi stava mandando a fanculo. Cioè, a me non mi dà fastidio che non mi avete preso. Cioè, comunque se mi dite che sono in buoni rapporti va bene. No, Però pur dire tranquillo, una Marcoli. roba così, No, fratello, no, mi dà no, no. fastidio. Marcoli, c'hai ragione, non ti preoccupare. Domani No, ma perché me l'ha poi... fatto sentire X? L'ho sentita là, che mi ha fatto vedere la bodycam, capi? Sì, sì, Di sì. quello che è successo e poi ho sentito anche che mi hanno detto sta roba con me. Non ti preoccupare, Marcoli, mo domani parliamo io, te, Gianni Spicciu e Felice. Stai tranquillo comunque. Vieni, Taco, te la faccio vedere anche a te. No, no, ti credo, X non c'è bisogno. Non c'è bisogno, credo. Ma, se posso permettermi, la persona che hai detto non è una di quelle che di solito dice ste cose qua, però è una persona tranquilla, Te, quindi... te lo posso, ti fidi di me, zio, te lo posso giurare. Se poi ti fa vedere No, ho la bodycam, capito, no? no, dico in generale, non è una persona che dice questo tipo di... Si sarà forse riferita a qualcosa, non lo so, però magari sì, Dimmi così. parlarne ci stava. Fuggì, andate tu e il nome di sto ragazzo No, che ha non mi detto proprio ricordo X. a fa in giro perché Sosa e Pablo non mi rispondono. Dai, andiamo. Andate a fare in giro.
Entrate Dov'è? radio 100, Beh, 115. cioè, Verdi, può non dirlo verdi. come può anche dirlo, se gli sta sul 100 cazzo una punto persona 15. puoi Certo, dirlo giusto, pure, giusto, eh. giusto, però Cioè, se me lo dice in pace era un conto, ma se lo dici a un'altra persona che gli sta meglio, sul cazzo, no, è Buono. meglio chiarirsi. Andiamo, andiamo. Ah, tranquillo, Raga, ho tranquillo, messo pure X e infatti, Lion a tutto fare a un giro per posto, vedere dove figurati. stanno Sosa e Pablo. domani ne parliamo con Felice, non ti preoccupare comunque. Pure il fatto Oh, della ta. fazione. No, vabbè, ma a me il fatto della fazione non mi dà fastidio, Cioè, comunque se mi dite che restiamo in rapporti, a me va bene. Se mi dice vede che non posso entrare in fazione che sta con voi, boh, No, vado a no, cercare qualcun altro. ne stavo Cosa tranquillo, importante, raga, cosa quelli. importante. Oh, Adà, tu hai Dico sentito sì. Sosa? No, Né Pablo? Non no, sono proprio venuti a casa, eh? Come si siamo chiama partiti qua da 10 Pablo, minuti. raga? Perché, Pablo, raga, non rispondono. Ah, Mo' ho vabbè. mandato X e Lion a fare un giro. lo chiamo un attimo Sosa. Lisa e... Sì, però non entra nel ghetto. Vedi se riesci a vedere un movimento strano, cosa. Che sono andati a più informazioni, no? Lisa e... come Sono tornati, chiamano? sono tornati. Sono tornati, te l'hanno detto. Però lo sono partiti più tardi, so, sai cosa, Sì, ma io l'ho mandati dei verdi subito. Da lì non mi hanno più risposto. Mi hanno detto solo a 500 metri dai... Aspetta, ripeti per favore. Io sono il fratello di Sosa, perché? Il ragazzo che vedo. E quanti fratelli c'ha? Sì. Hanno rapiti. Ecco che è successo. Sicuro? Che t'ha Sì, detto? ma non avete sentito, raga? Ho messo il prima voce, mo. Che t'ha Sì, detto? sì, Che t'ha no, abbiamo detto? sentito Dimmi, solo dimmi. quanti fratelli c'ha. Ha detto che praticamente come fai tu a conoscere sto coglione? Se non ti stai zitto ti faccio saltare la testa. E come fa questo a presentarsi davanti alla gente con le bodycam accese? Ho fatto sta roba qua, mi ha detto. Sono queste tre cose qua. Basta. Io gli avevo detto di lasciare qualcosa in macchina, raga. C'è la pistola almeno. No, non La lasciamo, boia. infatti, non lasciamo. Vodka, no. Ma non è che hanno rapito pure gli altri, raga. Chi è No, che è no, andato la a Ma raga, pistola avete ce fare... l'ho cambiato, tutti. avete cambiato radio? Tutti. No, è sempre quella radio. 105. Raga, ce l'hanno loro perché ha chiamato Marco, gli hanno detto che cazzo vogliono questi con la bodycam accesa. Quanti fratelli c'hanno? Check. Buono. Buono. Però è un cazzo di problema, raga. Cazzo di problema. Vabbè, ma penso se fosse tranquilli, tanto quello si inventa le robe e li manda a fanculo. Non accesi. Cioè, crea abbastanza credibile quando inventa. Ma più che altro gli darai X a quell'altro di tornare in caso lo prendono nel culo pure loro e si fanno rapire da qualcuno. X. Salutami gli Tutto a posto, raga, infamacchiotti. tutto a posto. No, non vedete niente. Ah, ma perché dici infami? Squalo. D'altronde. Solo per provare un po', però loro qua stanno facendo grandi cose. Questa fazione qua hanno preso sta sorta di casa. Da ieri, oltre ieri, sono una fazione. Però posso dirlo con certezza che molti che sono qua è perché sono stati, secondo me, un attimo maltrattati da chi gestisce l'altro server. Sono stati wipati e bannati solo perché al di fuori di Roma non volevano che facessero parte di altre città, ma secondo me questo qua è un po' un eccesso. E bene o male gli altri li hanno seguiti un po'. E poi lo sai. Peccato per la cagata di città però. No, non è proprio una cagata, ti devo dire la Loro verità. potevano, siamo noi che non possiamo. Lo so, lo so. E non è proprio una cagata, fra, onesto. Vabbè, è la città normale di GTA 5, questo è vero, è americana, però ci sono un sacco di robe che funzionano. Cioè, se entro qua dentro, fra, posso comandare la TV e farti vedere qualsiasi video io voglia. Banalmente, cosa che là non si può fare.
stanno tante piccole cose che secondo me sono migliori da... cioè i furti in casa funzionano, la polizia fa la polizia, cheater non ce ne sono dovuto al VL ovviamente, si possono usare tutte le armi che vuoi, le auto sono infinite, ci sta un bel po' di roba da vedere, onesto, non che lascio i PRP però sembra molto meglio questo qua, almeno saranno 5 giorni che ci sto giocando, però è bello. Loro potevano lasciare la città, quelli del cartello sembra di no, perché le hanno detto che praticamente quelli là del cartello sono stati wipati e bannati perché il capo del cartello non voleva che giocassero in altri server. Questa cosa non è tanto giusta, cioè non puoi comandarmi fuori la città, però onesto. Ok. Oh Messico, ti saluta Squalo di Roma. Fammi chiedere. Franco, Sì, fra. Bella squadra. salutalo pure per Piotta. Vi saluto, fra. Vi salutano tutti quanti. Io stavo per loro, stavo a video boss loro. Ah, ok. Ecco perché ha detto salutami l'infamacchiotti. Ah. Ma che dici, fra, lo sai, gliel'ho spiegato. Vieni a casa. Nettamente diversa la roba. E niente. Sì, io sto un'altra parte d'ora, chiamo a questa e ci dico... Non mi ha detto mai. Sì. Pensa prima di agire almeno. Te lo dico che sto da una vita sui PRP. Paese che vai, usanze che trovi. Beh, sì, quello sì, lo so che ci stai da un sacco. Però non lo so, se pensi di agire prima, Si però... ritorna sempre dove si è stati bene. E infatti ho ancora tutto quanto Perché là. se non togliamo dei scali? Il gruppo... Oh! Il gruppo piccolo, ma ci sta, cioè non ho mollato tutto quanto, onesto. Ma anche loro in realtà, tipo Messico e qualcun altro ci sta ancora, però onesto, forse o si erano comunque stancati, non lo Non so. farti brillare gli occhi per ste cagate tipo TVH che poi non per dire sono cose di IPRP 2.0. Ci sta a cambiare ma occhio. Lo so appunto, io sono venuto qua da 3-4 giorni che ci sto, sto vedendo un attimo come... non lo so, onestamente, Franco, se avessero fatto i PRP VL, basterebbe già quello. Forse entrerebbe meno gente, però basterebbe già quello là per sistemare il server, perché stanno troppi scassagazzi e stupidi che non sanno fare neanche un minimo di RP. Io penso che quello là ormai sia diventato un PvP più che altro. RP è praticamente nullo. Cioè un giorno stavamo io e Messico in giro, ma non c'era una persona, era forse mezzanotte e mezza, ci segnava un 110 persone, 120 persone, ma non ce n'era uno, uno in città non l'abbiamo trovato, nessuno che scriveva nel giornalino. Questa è una cosa che mi ha fatto pensare che fosse vuoto. Ma ti ho detto, quella là è bella, la città mi piace, io ho iniziato là. Vict, Matteo, lo so di questo, non ti posso che dire hai ragione. capito? A me piace fare RP, cioè sparare Cambiato io. città. Temporaneamente sì, Matteo. Dicevo, Franco, a me piace il PRP, io ho iniziato là, ma stare qua si riesce a fare RP, là è assente, non c'è nessuno che parla, o cazzeggiano, sparano, oppure c'è cheater a cazzo. Sì, lo so che non farti brillare gli occhi. Quanti però... player stanno? Prima, una mezz'oretta fa che sono entrato, 20 minuti, ci stavano il doppio di PRP, qui 270, là 130, 120 più o meno. Ma non lo posso controllare perché non c'è la possibilità di controllarlo quando si è in città. Però ce ne stanno molti di più di PRP.
Mo stiamo qua perché stiamo un attimo decidendo che fare, perché hanno preso 2 in ostaggio dei nostri. Un po' coglioni sono stati, che sono andati dalla gang più grande della città con pistole e... A me hanno perma solo perché mi ha perma l'anti-cheat. Vabbè, Matte, l'anti-cheat... Cioè, dici quello automatico, se hai la clip ti possono sbannare, però... Credo. Stavo dicendo, sono andati dalla gang più grande con webcam e quella roba là e l'hanno preso in ostaggio. Stiamo decidendo che fare. Se no ti faccio fare un giro in città. È bello, ci sono piccole cose che secondo me funzionano e che sui PvP potrebbero funzionare, che renderebbero il server molto meglio. Fra, non si lagga mai qua. Oh, non voglio tirarmi in Ma piedi. c'è un certo Eddie Hawk nella tua gang. Ah, fra, non li conosco tutti quanti, io conosco il boss e il vice boss e basta in realtà. Gli altri praticamente non li conosco. Non li conosco. E niente. Devo vedere un attimo. E poi fra il fatto del... banalmente la questione dello stress. Che funziona seriamente. Oh. Io non ci credevo. Però se ora me ne faccio una. A parte che ti serve anche l'accendino per dirti, per poter fare stazione qua. Però lo stress si abbassa seriamente. No, il fumare personalmente lo odio a. No, neanche io fumo, lo faccio qua solo per abbassare lo stress. Perché è la cosa più veloce da fare. Però no, dico, il fumare no, non è una sigaretta, è una canna quella, però è di erba legale, perché la vende il negozio dell'erba legale. Cioè ti si abbassa lo stress, guarda. Ah, poi ce l'hai qua. Te la abbassi, te la togli dalla bocca, vai da uno di loro. Sì, avevo capito ah 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 ah. Ah. Cioè, vedi, e gliela dai, gliela passi, capito quello che ti voglio dire? Sono cazzate che secondo me funzionano. Sono tipo carine da fare, ma per fare RP. Un tasto e metti le braccia così. E poi se ti faccio vedere tutta la roba che sta qua. Quelle là sono tutte cose zozze, vediamo, andiamo un po' dopo. Ti giuro entrerei per trivellarli come stanno là. Finita il concerto, per Dai, favore, raga. Franco. Ah, allora mi devo fare una casa, una macchina. L'unica cosa che mi dispiace è che se anche questa qua fosse stata ambientata in Italia, sarebbe stata bella in realtà, penso. Sì, onesto. Perché l'americana non mi piace tantissimo, è un po' stupida. Però... comunque è bella, va, non mi dispiace, t'ho detto. Raga, venite. Quelle macchine importate che non costano 300 euro, ma poco. Golf 7 credo, 8. Questo. Costano 30 bit uno. Dove vai? Oh? No, io rimango qua. Ah, non vai? Dove sono andati gli altri? Ma non lo so, vedo. Ah, ok, vabbè. Ma io sono un altro po', poi stacco, via. Ah, ok. Che fai? Ti apro? No, penso che Ma tu posso puoi aprirlo aprirlo, io. tu puoi Ma aprirlo. vediamo, Sì, sì, speriamo, se no come faccio? Di regola, credo di sì, vediamo. Va bene, a merda. Cosa? Sì, ce l'hai comunque. È una merda, vi poi di con la macchina si Tacco prende che una- matto. Tacco un pazzo, sì, fra. Ciao Vito. Ciao Tacco, ci becchiamo. Ciao. Ciao. Ma non c'è nessuno, Gianni, non c'è quella... Sì, ma non so dove stanno. Vabbè. Che mo Devono fare vediamo un che fare. servizio, ma poi non so il filato.
Ah, ok, ok. Vabbè, mo vediamo. Non ti dimentica di chiudere il cancello. Sì, sì, sì. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sì, Franco. Vabbè dai, buonanotte amico mio, vado a dormire, ci si becca. Oh, buonanotte, Fra. È stato un piacere, quando vuoi. Non si apre. Che ci cangi da merda, mamma. Vediamo. No, a posto. Già, non esci. Sei tu quello che hai chiamato? No? Vito, You've Poi, earned this reward. Party and play capito, già until hai you fatto win colpo? at the Diamond Casino no, and in realtà Resort. no, volevo vedere qua che c'è, però... Era con te quella? No, Totò, le nostre macchine. Pizza e merda. Oh, ti stanno cercando tutti quanti, che fine hai fatto, Anna? Ma chi? Ma come chi? Ma tu Perché non non me stavi lo con dicono in Fazio radio? Infame? Ma tu stavi con No, Fazio? Cioè, tu sei andato al ghetto di quelli là verdi? no, io non dovevo andare. Ah, ok, ok. Raga? Gianni, ecco. Ah, ok. Vabbè, Allora, addirittura. È gigantesca sta roba. Ah, l'hanno spostata qua. Oh, Gianni. Oh, ma dove si comprano i ticket per la ruota? Infatti, lascia perdere. Minchia, mi sembra un po' abbonato. Salve. Salve. Salve, lei è il Salve, numero salve. del telefono? No.
Volevo sapere, ma dove si comprano i ticket per la ruota? Ce l'ho Allora, io. gliene do uno io. Ah, vabbè. Beh, delle due. Vabbè, sì. Aspetta, glielo presto, glielo do io. Tienitelo quello. Ah, grazie mille. Grazie. Tenga, tenga. Tenga. Ho visto stasera c'è l'open bar, non si va. Ah, ok. Ah. Va bene. Ciao. Vabbè. Beh, oh, siamo fortunati. Provati. There it goes. The lucky wheel is spinning and another fabulous prize could be won. Oh, ho vinto 15k, Gianni Spoo. Buono. And another contender is trying their luck on the lucky wheel. 20k. Another player is trying the lucky wheel. Will they win big or remain a disappointment in life? Vabbè. Ah, fanculo, eh. Per regalare un sorriso, grida.
Raga, c'è ancora qualcuno a casa? Ah, non ci sta nessuno. No, scherzo, c'è gente. Vieni, Marco, siamo qui. Ma più che altro mi serve qualcuno che mi apra perché sennò non posso. Appena sei fuori dimmelo. Ciao. Allora, Gustavo. Oh, sto fuori, vieni ad aprire. Io stacco. Messini, tu ci stai ancora? Figliozzo, ci stai? No, a me figliozzo. Sì. Oh, bella Sì, Dago. sì, ci sto ancora un po'. Voglio, se ci state Taco. un po', fatemi sapere come va a finire, se restate, Sì, ovviamente. sì. Io mi Bella sto Dago. addormentaio. Vedo il Bella, cazzotto a bella. Vito. A posto, mi sento Insieme. meglio. Vito, vedi, ci fare un fascio. Oh, va a cagare, va. Buonanotte a tutti. Oh, Fatemi Buonanotte, sapere. buonanotte, messi qua. Scrivete, fatemi sapere Pronto? fine fasosa. Va bene. Pablo. Vediamo. Sosa? Sì? Mio cugino? Ah, suo cugino? Sì. Ma di cosa fa parte suo cugino, se posso chiedere? Che mi ha detto devo chiamare lei per iniziare a fare affari. Ma io ho amici, non facciamo parte di nulla. Perché mi ha detto per iniziare a fare affari contatta questo R. Mi ha dato il numero. Sì, ti posso dare una mano. In Ma che io non faccio modo? parte di nulla. C'ho In che grandi modo? amici. C'hai grandi amici, c'hai? Sì, Boh, va bene, ti ringrazio. prego. Nel caso ti richiamo. Va benissimo. Arrivederci. Arrivederci. Ma? Ecco Ma? qui. Ma A Sosa? tutti chiama, a tutti chiama. È il telefono di Sosa. Sì, Sì. cerca gente per fare affari. Sì, è una stronzata, voleva far parte. Ora chiama tutti, raga, dite la stessa roba. Diteglielo in radio. Sperando che non sono dentro la nostra Che radio, dobbiamo verranno dire? ricattati. Che dobbiamo dire? Check. Uscite dalla radio, io cambiate radio. No, non parlate. RPO, che dobbiamo dire? Quello che ho detto io. Ma perché? Chi c'è in radio? Chiunque sia in radio, non parlate in questa radio. Che QG. non facciamo parte di niente, dobbiamo QG dire. è una radio organizzata da me, quindi non è quella originale. Ah, ok, Sì, basta. stiamo solo noi. Noi 5. Ma perché? Che è successo, raga? Dovevano andare Hanno a rapito prendere dei delle ragazzi. informazioni.
Vabbè, invio un messaggio a Arrivo, Toxic, raga. mi dici. Però così non me ne vado più, aiuto. Quindi diciamo che non facciamo parte di niente. No. Ah, a prescindere dovresti. Ok. Come si prepara da mangiare? Guarda qua, si guarda in cucina, sul cibo se c'è qualcosa. Ah, deposito cibo. Oh, bello. Madò, che messaggi ho con Sosa, aspettate. Mordeva. Vedere pure io come sto gigio con Sosa. E devo cancello. Quello da vedere è quanto di criptovaluta. Fatto dei telefoni è un problema. Eh sì. Scritto questo, che no se mi chiama, vabbè, se no. Vabbè, io vado. Non li ammazzano per sempre. No, non penso. Vogliono solo informazioni, ora loro ci chiamano a tutti. 7-8 minuti c'hanno, poi lascia penso. Le 2:30 non possono fare azioni Sì, illegali. sì. Forse devono lasciare. Quindi Non mi incazzo. Che cazzo è brutto sto qua. Che vita. No, niente. Oh, ma per comprare un'arma qua, per fare una roba. Porto d'armi. Ah, Avevi bei fucili. Avevi bei fucili ho portato. Ah, fai il serio. Via metà prezzo, vita, facciamo. In che senso poi metà prezzo? Se c'è porto d'armi? No, io non lo voglio senza porto d'armi. Costa il doppio allora. Un Il milione. triplo fucili. quasi. Ma La che pistola dici? 100. Sì, sì. La pistola Oh. 150.000. Oh. Ce l'ho già. Allora, di che ti lamenti? Io vita? voglio una mazza da baseball. Ah, che cazzo vuoi da mia vita? Devo spaccare il cranio a qualcuno. Non lo serve. Prende mazza a baseball lui. È molto più affidabile la mazza da baseball della pistola. Ragazzi. Ma dai, che stai dormendo in piedi, Messico, vai al secondo piano a dormire, dai. Arrivederci. Buonanotte a tutti. Io vado, Ciao ciao, ragazzi. Fra. Ciao Fra. Buonanotte Taco, ti saluto anche il Piotta. Ciao. Buonanotte. Ciao bella. Ciao Marco B. Oh, ha cagato cazzo! Ciao Vito. Ciao ciao. Ah. Poi, non vedo più il telefono. Cazzo è successo? Sì, ma raga, ma alle 2:30 usciamo, mica ci stiamo a casa. Raga, un attimo. Parla così? No, cambialo. Ragazzi, pure se chiamano loro, state attenti. Questi Tanto hanno il Ciccio, telefono, dopo le vi 2 arrivate. tra 5 minuti non possono fare più un cazzo. Quindi No, dopo così non ti sento. alle 2:30 usciamo, però, raga, io non ci voglio ritornare a casa, non ci fare un giro. Tanto non possono farci un cazzo. Per legge. Perché dobbiamo restare per forza qui in casa? No. No, alle Vai. 2:30 usciamo. No, così non ti sento, vai. Andiamo, che cazzo ne so, all'uscio, andiamo a vedere, cerchiamo un po' di gente. Ci sbagli. Devo andare a prendere un po' di bombe. Ma vedi che il negozio di Rambo non c'è più, eh. Come No, non c'è così. più? No, Parla, guarda la ora mappa. sì. No, nella mappa non c'è più, ma c'è, sono andato prima. Raga, un attimo. Ma Parla. non è gestito più da Rambo. Sì, alza un po' il microfono, però. Apri Io le non lo- impostazioni. Chi te l'ha detto sta cosa? Alza volume, vai. Alzalo.
Raga. Raga, che state a fare? Abbiamo chiamato Rassosa, l'hanno rapito in 10-15 mi ha detto. Cioè mi ha fatto capire. Voi state andando lì o state aspettando? Però leggevo nel giornalino che stanno spammando il fatto che non si possono fare Sì, azioni ho visto legali. anch'io. In garage. Sì. Non sei tu, ma 4. Raga, $8.500, ma che cazzo? Cosa? $8.500. Ma? Sì, perché dopo le azioni illegali ti fanno pagare di più.
giuro che non me ne sono Ora Dove siete? All'uscio. Francis! È il mio Discord mafia, muoviti, veloce. Entra. Dove? La mia macchina. analisi, questa qua è la tua. Ah, è vero. Però sto sfossando la stretta un po'. Va. Devo andare all'armeria. Sì, per le scorrenti.
Ma perché prendi la mia? Perché io non ho una macchina. L'ho trovata aperta e ho detto perché non lo fare. In realtà però non sapevo che Oh, Simo, fermati. Cazzo di cippone, fermati. Ti ho visto. Passavi davanti. Con la macchina. No, fermati. No, non arriva una fucina da terra. numero un po' bruttino però. E che c'entra che era aperta? Andiamo a sporcare. No, niente, va. Sono a piedi, mi servirà un passaggio. Salve. Salve. Bisogno? Sì, volevo delle informazioni, in realtà sono nuovo in città. Certo, dico pure. Allora, mi servirebbe qualcosa come per autodifesa, che però so che non può essere una pistola perché non ho il porto d'armi. Quindi, Esatto, giusto. sì, quindi non so che cosa potrei comprare. Allora, abbiamo due tipi di coltelli, uno serramanico e Salve. uno normale. Sì. Poi abbiamo delle mazze da baseball e il tirapugni. Ho Salve. capito. Quanto fa la mazza da baseball? Certo, glielo dico subito. 4.500 la mazza da baseball. Potrebbe darmene una, gentilmente. Certo. Le faccio la fattura. Sì, grazie No, mille. avete aperto, auguri ragazzi. Guardate pure. Auguri. Minchia. Fattura. Sì, ora... Ecco, a lei pagata. Buonasera ragazzi, buon lavoro. A lei? Oh, grazie mille, la ringrazio. Arrivederci, buona serata. Salve, buona serata. Cazzo non hai visto? No, secondo me non è... Ma mo? Aspetta, dico ora o oggi? Però io sono stato con lui e non ha detto proprio mai di nulla, cioè capito? Sembra stare. Cioè, il discorso. 9 sono 600 ora, ma ora non lascio la tua macchina.
sai che l'ho presa bit ed è un furto d'auto? Ma non è un furto d'auto, sì, lo so che è brutto. Ma non è un furto d'auto, cioè averla presa in prestito per fare sta parte. Non però. Anzi. Ora te la rimetto qua e nessuno sa niente. Te la lascio pure qua. Non ti ho autorizzato e per Bibbia non puoi. Sì, lo so, volendo sì. Però, cioè, gli manca uno sportello, è facile aprirlo. Non chiamate a nessuno, non chiamate a nessuno. È chiuso il cancello. Dico non chiamare, non chiamare a nessuno. Ok. Ma con il grimandello si possono aprire le auto, So chiamarlo, scusa. Non lo chiamare, non lo chiamare. Niente. Poi No. ti spiego. Ho capito, ma le azioni sono finite, raga. Sono le No, non è finita. Ah, stavo ancora rapendo Paolo, che parla. Forza. Ah, qui. Niente. Mi è esploso il computer. Anzi, rispondi. Rispondi. Richiamalo. Il veicolo è già aperto, appunto, quindi cioè, non lo devo rubare, è aperto. Vabbè, comunque. Niente, te lo lascio qua parcheggiato, almeno non si blocca là dentro. Comunque stacchino. Sta GoPro. Poi Non li che devono uscire con le auto. ma mo non la posso prendere, vabbè la prendo lo stesso. Si è inventato una scusa, tranquillo. Dov'è che si saliva da qua? Volevo fare una poesia. Devo vedere il balcone dov'è, qua forse. Mamma, sta porta per schiancio. Bello. Come cazzo si chiudono queste porte? No. Fai un furto. Una casaca. Mi dispiace per te, una casaca, ma non posso fare il furto. Non posso fare il furto perché sono le 2:59, che io sappia, se non sbaglio. Fino alle 2:30 che si può fare furto in Perché? casa. Perché c'è tipo un limite temporale per i furti in casa. Attività illegali, diciamo così. Quindi le puoi fare fino alle 2:30. Sono le 3. Questo è il cesso. Ha visto? Perché non si chiudono queste porte? Ah boh. Perché faccio il furto dentro casa mia?
posso derubare in casa di amici. Oh, bella questa, detto. Chiacchiere, chiacchiere. Mamma gigante. Ciao zio Vito. Oh, bella Lillo. Che si dice in bar? Tutto a posto. Hai mollato il bar dell'avvocato per questi giorni e ho dovuto cambiare città, non beccavo più nessuno in giro, lo sai. A posto dai tu? Sì, tutto a posto. Tutto a posto. Diciamo che potrebbe andare meglio, ma per ora è così. Non posso. Un po' spenta la situazione di là. Sì. Whatever, dude. You bastard! I don't want to hurt you. Cocksucker. Momento giusto per provare sta. Cazzo scappi. You fucker. Guarda, quello. È un po' spenta sì, non so perché, vabbè, molti hanno mollato i PRP per venire di qua. Però... niente di che, come ti dicevo... bisogna fare qualcosa per sistemare, non lo so, dovrebbero... però loro comunque non sentono quello che suggeriamo noi anche, quindi anche se fosse, non penso cambierebbe la situazione per un po'. Almeno non nel breve periodo, in qualche giorno intendo, no? Come ti trovi qui dopo sti giorni? Allora, devo essere sincero, bene, una città bella, cioè non ha situazioni strane che capitano molto spesso sul tardi, tu che ci stai spesso, lo sai la gente che bazzica sul server di PvP, e qua non esiste, penso da WL, insomma, quella roba là. E poi i locali, in realtà molti locali sono ben fatti, ben sistemati, bellissimi, quella là è casa, però quindi visto che è casaccio. Molte meccaniche di gioco sono belle, cose che sul PvP non ci sono, qua ci stanno. Cioè, ti si spegne il motore quando fa l'incidente, sai che significa? Volo dall'alto quando faccio l'incidente, cosa che là non è quasi mai successo. Ci sono delle cose che anche furti in casa, non so, di là non sono mai stati attivi, qua invece sì, cioè per rubare letteralmente la roba, c'è una persona che dorme e tu non devi svegliare. Ora non lo posso fare perché è tardi, altrimenti te l'avrei fatto vedere. Le officine, i negozi dei vestiti belli e non lasciati così a caso, non ti faccio vedere uno. Io ho guardato a dirti la verità prima e sembra bello e più ordinato. È molto ordinato, se intendi ordinato nel senso di rispettoso, sì. E poi fa un sacco di RP, c'è gente che fa RP dai casi nell'ora. La cosa che in realtà a me piace di più, e non di là ormai è diventato un server che... Sì, intendevo quello. Ok, sì. Cioè, guarda qua, Bare, ma vedi? Cioè, sono i negozi dove vado io a vestirmi, uguali, ma sono bellissimi, guarda. Poi, boh, non so se hai visto l'armeria già, com'è, molto bella. Tutte le Piorca. macchine. Bravo. Bravo, sì, bravo.
Cioè, sembrano quelli della vita reale. Prime e prime. Bravo, House, sì, è vero, hai ragione. Prime e prime. Non me l'aspettavo a dire la verità, o perché sono sempre stato sui PRP in realtà. Per finire si sta. Che cazzo sta il meccanico? Forse vabbè no, c'è la mappa sfasata. E tipo adesso quanta gente c'è? E ora non lo posso controllare, Fra, però tieni presente che quando sono entrato, cioè ora ti dico un'ora e mezza fa, quindi era l'una e mezza, sono le 3, l'una e mezza, ci stavano 245 persone e passa, rispetto ai 120 soliti, 130 soliti di PRP, che poi in realtà sono convinto che non lo sono. Mi buono. Sì, lì lo Fra, un sacco. Ogni sera tocchiamo 300 player. Bravo, House, sì, è vero. Tocchiamo, cioè, c'è il picco di 300, sai. La prima volta che sono entrato c'erano 360 play. Sta zona qua, Fra, te la farei vedere ma non posso entrare, Lillo, onesto. In nessuna di queste zone qua. Sono zone un po'... L'altra sera abbiamo toccato 380. Bravo, sì. Sarà stato quando sono entrato io. Sono zone poco raccomandabili queste, quindi non posso entrare, però ci sta una marea di gente. Tranquillo, mi sa che entro. Ok. Vabbè, sì, io l'ho detto qualche giorno, sarà una settimana che sto... l'ambiente è bello, non è male. Anche noi tipo dobbiamo organizzarci un attimo su quelli che sono entrati. Cioè, vediamo. Qua però costa tutto un botto. E che veramente ho tante cose ormai di là, però vorrei provare. Lo so, io non ti nascondo che oggi è entrato Gattino, penso che tu lo conosci, no? Lui ha un sacco di roba là, nel senso soldi, bit spesi seriamente, però oggi è venuto, ha detto che gli piace, è un bel server. Ci verrebbe qua ma non viene perché so, anch'io lo so, ci ha speso un botto di soldi là. Questa cosa veramente limita una persona dal venire, poi anche per te, per l'attività immagino. Non ho fatto ancora rapine, però promette molto bene, quindi penso sia bello farlo. Sono abbastanza sicuro non sia come Roma dove tu resti là in Palmare. Cazzo di sbirri. Lo sapevo. Sulla destra gentilmente. Venga dietro al nostro veicolo, signore. Salve. È solo il veicolo qua? No, me l'ha prestato mio cugino, era fuori casa un attimo. Ci può dire come si chiama suo cugino? Pablo, signor Pablo. Fazio. Pablo? Sì. Purtroppo sono appena arrivato, cioè in realtà sono un paio di giorni che sono in città e non ho ancora l'auto e me la faccio prestare da lui. Allora vada pure, dai. Va bene, grazie mille agenti, grazie. Stia attento, signore. Sì, va bene, grazie mille. La prossima volta prendiamo il suo veicolo. Sì, grazie. Cioè, hai capito quello che ti voglio dire? Vabbè, a me ad esempio rapine non ne faccio mai, a me piace un altro tipo di RP. Sì, lo so, lo so, che ho capito quello che intendi. Ma anch'io faccio tipo, cioè tu ormai mi hai visto sui PRP, no? Cioè faccio l'RP normale, cazzeggio un attimo, seguo la vita real e poi avevo un'altra vita parallela dove facevo altro. Vedo se riesco a farlo anche qua. Ma fra la polizia, l'hai vista? Che non è la stupida polizia che ti ferma e non ti spieghi, non ti dice neanche ciao e ti fa la multa giusto per farti la multa, capito quello che dico? E qua seguono molto l'RP.
Cioè, stavo con messicano, tacos, non so se ti ricordi, no? Stavo con lui, la stessa cosa, mi fermano, andavo velocissimo, fra passo davanti a una banca, stavo in rapida, una volante mi segue, fa dove andavi così velocemente? Racconto sta scusa del cugino. Ma ho detto vabbè, ma non ti preoccupare, stai attento. Ti ho detto non posso andare in quei ghetti là, se no ti farei vedere come sono. Sì, so chi è, ma avete creato fazione vostra? Cioè, ci sta la fazione. Aspetta. Ah, qua prendo una verba illegale, ma non c'è il tizio. Sta facendo casino così. Allora, abbiamo una fazione. Cioè, però io sono solo un aggregato, diciamo così. E loro sì, l'hanno creata, e quella casa là è la loro, io non ti ho detto, non ho nulla qua. E stanno iniziando a carburare, a far campi, sai, quella roba là, soldi sporchi. Qua in realtà puoi anche andare, non ti nascondo che molto spesso vado a spaccare i piedi, anzi ti faccio anche vedere. Cioè, quando vai a spaccare i piedi, tra l'inizio ti fai un po' di soldi e inizi a carburare un attimo. Un po' lontano, vabbè, facciamo un giro. Non hai visto il casino Diamond per caso? Cioè il casino, il nostro è quello stocco stupido e brutto. No, frase ti faccio vedere quello con dettaglio. Sono così se ti faccio vedere l'Ushuaia, che qui sarebbe l'Ushuaia. E i ragazzi ci sono adesso? Sì, stanno cazzeggiando, in realtà stanno cazzeggiando all'uscita. Ci sta Gianni Spucci, non so se lo conosci, ogni tanto è entrato anche il Tonino Montana. Tacus è uscito poco fa. Cioè guarda, devo entrare dentro. Strano che Antonio non sia venuto. No, Montana è entrato, però sta ancora di là su. Ah, Tony c'è? Sì, è venuto, è venuto un pochettino, poi sta a Roma, insomma. Cioè, guarda qua, Cioè, vedi quanto è grande, ci stanno gli NPC, sta cosa mi piace un sacco. E niente, svenuto. Non so, ancora devo capire come si scippano le borse comunque. Min ha comprato casa ieri. Ah, ok. Bello, mi piace. Poi di qua... andando fuori città quasi. Molto bello. Sì, è bello, deve essere bello e bello. Poi molte cose sono custom, questo qua l'hanno aperto oggi. C'era gente, già, poi con l'NPC sai, si maschera un attimo a mancanza di persone, come devo dire. Mostro. Marco lì, siamo un attimo in bagno a trombare. Ma fate, minchia dimmelo. No, mi sto cambiando i vestiti. Posso venire a fare il video? Vai. Non so il nord della città che ci sta, però in città c'è molto da fare. Puoi fare l'elettricista, cioè intendo quei lavori dove non devi essere assunto, che tu fai e basta. Puoi fare il postino, l'elettricista, lo spaccapietre. Però con lo spaccapietre sta macchina mi forse tutto. Poi non costa tantissimo importare le auto così. Cioè tu ben sai che di là importare un'auto costa una barca di soldi. Qua no, un cazzo, 50 o 30, non ricordo bit. Lo spaccapietre. Poi tu che fai quelle RP là come dicevi,
Cioè qua hai una vastità di emote, cioè praticamente quasi infinita. Si scende. Macchina di merda. Però le paghe sono meno qui, no? No, non sono meno, non lo so, tu intendi delle attività quelle dovete assumere, non lo so, onesto. Questo non ancora provato. Non sono assunto da nessuna parte ora. E qua per 300 pietre che spacchi ti danno 60.000. Vabbè, spacchi, oddio, stai qua, aspetta. Qua e tu clicchi. Vedi? E ti fa la pietra. Come se stessi raccogliendo al campo, no? Quindi tu clicchi e becchi, no, la pietra. E poi dopo che ne hai fatto 300 ti danno 60.000. Diciamo che è un po' noioso, perché lo devi fare per una mezz'oretta quasi. Però se vuoi un po' di soldi. Che cazzo duri X a letto? Andiamo a vedere. Troppo. Guarda sul mare. Proprio si trova, diciamo, al posto del Fontana di Roma, no? Power. Triangolo. Quello vuole anche, cioè se ti impegni se conosci un po' di regole basi dell'RP, quella roba là è facilmente accessibile. Poi cioè, i campi non sono segnati, però cioè, che senso ha segnare sulla mappa i campi? È una cosa illegale, dovresti scoprire nelle non può. E t'ha già detto. Basta ancora Ushua. Che ho parlato? Il paintball, impara, cioè sai che significa occupare il paintball? Ci sta il governo, ci sta un sacco di roba.
Bellissimo qui. Sì, bravo, questo qua è Lucio. Quello che ti dicevo. Fanno tipo delle mega feste, vabbè, ma è giorno, non... giustamente in America è giorno. Non c'è nessuno. Pensavo di trovare gli altri ragazzi. E niente. Ma non so se hai notato, quando guido l'auto c'è la manutenzione, cioè nel senso c'è... Se tu compri un'auto, sei tenuto a fare manutenzione tipo dopo 1000 km, non lo so, cioè c'è un totale, no? Salve. Salve, salve. Ah, sei giù per- Addirittura. sì, però. Se tu vedi, hai bucato la palla rigata, cioè bello. E stanno giocando a biliardo, capito quello che volevo dirti? Cosa che là non, è impossibile. Le auto, sì, c'è la manutenzione, ma se ti faccio vedere no. Oltre a quella cosa là della manutenzione, ci sta pure... non so se hai notato, quando siamo passati davanti a qualche macchina, qualche auto era senza ruote, oppure era senza una ruota o due ruote. Cioè se tu fai tanti incidenti, fai un incidente grave con l'auto, Io sono in vacanza rientro giorno 2 a Milano, appena torno lo provo perché qui in Sicilia la connessi. la cosa vuol dire che Connessione non va bene. immagino. Avevo capito sto problema qua. Cioè, se becco qualche auto così ti faccio vedere, prima l'abbiamo vista, non so se ci hai fatto caso, però cioè tipo mancava una ruota e quella là ormai è distrutta, quindi devi chiamare il meccanico, devi sistemare, tutto quanto. Ma già che ci siamo, andiamo a dare un'occhiata al... come si chiama? No, che strada di merda, non è questo. Al concessionario di auto, che poi dovrebbe avere anche quello usato. E fa vicino, cioè fa il posto di quelle americane di Roma. E qua invece di quella merda di coso là, ci sta, vedi, questo qua è un meccanico. Aspetta, di qua devo andare. Bello questo. Di Ferdi. Bravo, sì, quella merda del Mediterraneo. Non si caga nessuno. Solo soldi buttati. Aia, 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 aia. Affanti. Mamma mia, insopportabile lui. Ah, ma bravo. Zemer. Oh, bella Living. Mio fratello Living. Cazzo è successo qua? Cioè vedi quante auto stanno? Cioè ci stanno pure quelle di GTA, la Zentorno. Guarda là. Sei solo? Sì, Living ora sì. Ho chiamato in radio ma non mi caga nessuno. Meglio così. Questa è qua, guarda. Questa è bella. Guarda questa pure. Questa qua molletti. Gli altri? Living ST Onzo. Stanza. Bella Lillo. Living, gli altri, boh, non lo so, cioè ho chiamato in radio ma mi ha risposto uno, ha detto chi sei, ho detto sono Vito e non mi ha più risposto. E gli altri penso siano usciti, c'è Messico, Sbrano è uscito, Gianni Spucci non c'è. Chiocciola Lillo Lauricella, ma chi sei? Oh, fra Lillo è...
Il bar dell'avvocato, David. Non parlare City. Vito. Ma che cazzo me ne frega? No! Ora ti sputtana. David? Ma ti viene ti viene a prendere, fra. Ti viene a prendere al bar. Sì, fra è lui. Vedi quante macchine ci stanno? Oh. Cioè 33 qua, 17 qua. Qui tutte 60.000, quelle più veloci costano un po'. Non ci credo, ormai ha dimenticato pure gli amici. Bravo Lillo, sì, ormai ha dimenticato tutti quanti. Ma non lo sapevo il nome. Lo so, immagino Livi. Per puro caso, cioè, o meglio, lui mi venne a cercare. Guarda questa quanto è bella, oh. Mamma. Questa bianca, fra. Iconica come il film di The Wolf of Wall Street. Credo sia questa. Ti stai divertendo con gli altri? Living, divertendo, insomma, sono stato con Sbrano. Sono stato a dire chiacchiere con lui e non ho fatto niente in realtà. Sono 2 ore che sto in live, ma è successo un problema che hanno preso in ostaggio Pazzo Infame e questo è troppo bello anche. Ma tu dove sei finito? Sei pure su Prime? Vediamo. Mi metto la cintura che l'ultima volta No. sono morto. No, sta su a Roma, insomma. Non ci vado. Ah dai, Living, che bella. E dove sei? Non ti vedo più. Un po' lento. Sempre al solito server. Amore, 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 no. Questa volevo io. Questa, qua. Mi serve Non la ci siamo crema. più beccati. Mi serve la- Non mi vedi più perché ho smesso di giocare come prima. Il lavoro immagino. Chiocciola Lillo Lauricella, io so che non sei in città. Bella questa. Sì, lavoro. Poi mi è passata leggermente voglia. Sì, poco per ora perché sono in Sicilia dai miei. Si gode. Che cazzo sta? La Zentorno VTC. Sì, fra. Bella questa, mi piace un sacco. Sta una barca di soldi. Quanto ho letto? Mezzo 800. Ah, guarda. 900.000. Ma sa un botto di soldi, come cazzo faccio? La mia armeria. Sì, mo ci passiamo. Ma non credo ci siano attività qua, onesto, intendo quel posto. Oh. Affanculo, le macchine si sono fregate. Ma siete gang ufficiali? Aspetta, questa si apre? Aspetta, vediamo. Affanculo, pensavo di sì. Sì. Mafia ufficiale. Perché credo di sì, boh, non ho capito granché, ho detto oggi sono entrato, mi sono fatto mettere i ruoli. Cioè almeno se posso rinfacciare qualche Ve cosa l'hanno di dato soldi. gratis? Non lo so.
No, no, onesto, fra, non sto seguendo proprio. Cioè, entro la sera un'oretta, però non so. Penso di sì. Onesto. Forse la casa hanno comprato. Credo, eh. Ho detto, non Oh, sono no. sicuro di sta roba. Hell, man! Jesus! You're a boring shit! Affanculo. Raga, ma dove siete? Tu stai spawnando. Ovviamente scommetto che il capo è sempre lui. Tre? No. Non so sempre lui che intendi. Se intendi felice, penso di sì. Sì, sì, lui. E poi c'è... No, sono stressato. Cazzo. Oh, piatta. Fammi mangiare un po' di cioccolato. Dai. Ui. Che cosa è successo? Ok, sto arrivando. Per Bellevue qual è il vecchio Exotic, giusto? Resort. Oh, Sì. X, devi scendere già da prima il cazzo di cosa. Oh. Arrivo. Porca puttana. Poi ci sta, oltre, se intendi sempre lui... Ui. Aspetta che sono entrato in bagno. Stai cagando, non ho capito. Sono entrato in bagno per sbaglio. Dove di poi? Notte fra. Sì, signor No, capitano. no, te lì, lì. Ok, capo. Ho notato che qui ci stanno più Dove donzelle. io spalla di te. Sì, molto, molto di più. Un sacco di più. Aspetta che ti faccio vedere una roba. Guarda. Ah no, no, vabbè, non riesco a vedere ancora. Donzelle vere. Tu delle polta, Sì, sì, sì. Non riesco a vedere... No, Calò, quanto costa il questa telefono cosa? ancora. Un euro, un euro. Se no ti farei... Cioè ti faccio vedere tutta quanta... Presente quella quando che entri sta. nel No, negozio no, un cinese c'è sacco, quella ne ho puzza girato orribile di plastico. Notte David. Prendo quella in questo momento. Ci sta delle cripto, puoi comprare cripto, dei servizi, Da piccolo mi sono roba. comprato un set mouse, tastiera, tappetino, cuffie, le cinesi, fratello. Ah, vabbè, Ciao, non ci ho bello. trovato solo la tastiera. Devo vedere una roba. Ah, ho dimenticato. Se l'era infilato nel culo, sai chi? Il cinese che trolla se non rubi. Quello che ti guarda fisso, H24. C'ho la casa delle popolari, fra una merda. La Tu casa per gli iniziale. scaffali lo vedi Poi invece piccare come da la là gente che picca su ti danno Tempo la 6. casa. Esatto. Cioè, vedere che poi è proprio dentro il Mediterraneo. C'è come abilità Cioè, tipo nel quella di parcheggio del Cavira che è Mediterraneo. Minchia, veramente. poi se ti becca a rubare inizia a interrogarti. Che veramente. E ti butta a terra. La casa lì, qui dentro, là. La casa in comune, ma non il deposito è singolo. Bella cosa, utile da fare per fare la roba, insomma. Questo negozio, ah no, questo qua no. Poi arriva la cinese, quella piccola, ti fa sacco di frutta prime. Volevo far vedere Los Santos Custom, che sarebbe il meccanico, immagino, più sempre. Però devo andare verso... Cazzo è?
sta aperto qua, troppo bello. Ce ne sono parecchi sparsi, ma questo qua è uno dei più belli, penso. Salve. Salve. Bisogno? Volevo sapere se si può riparare quest'auto. Sì, senza problemi. Desidera per caso anche una pulita, magari? Sì, sì. Perfetto, allora procedo, faccio la fattura. Ok. Bro, abbiamo aperto un server, vuoi venire che sono staff, ti regalo anche qualcosa. Vabbè, Matisi. Ah, mamma mia, oh. E non mi riconosci più. Mamma mia, ho dovuto leggere il tuo nome. Sai che non mi ricordo? È Jimmy, Francis. Quindi, Simo. bro. Dove ci siamo beccati? Diciamo A Roma? amici di Felice e compagnia ok. varia. Ok, Abbiamo capito. Mi devi fare per favore la fattura? Sì, in realtà Sì, sto qua da qualche giorno. l'ho fatta, l'ho fatto. Vabbè, dai. Bro, cerco quindi di- vuoi venire? Scusami un attimo che parlo fuori, però. Oh, Bare, mi hai chiesto oggi pomeriggio già la stessa cosa, ti ho detto non posso, no? Sono appena entrato qua. No, in realtà non ti avevo riconosciuto, lo sai. lo so, ma si cambia un po' da città a città, capito? Sì. E qua com'è? Qua molto meglio che a Roma. A Sì. Roma c'era la merda. Qua almeno è una città sana, bella. Sì, questo è vero, lo sto notando in questi Sì, giorni. sì. Mi hanno spinto a portarmi qua, diciamo così. T'hanno spinto gli altri, vero? Sì, sì, mi stavano sempre a Han fatto chiedere di più che bene. venire. Fatto più che bene. Fatto più che bene. Ora vedo un Roma po' com'è. ormai lasciamo Sto stare, è diventato studiando. un puttanaio Roma. Bro, oggi mi hai detto Io di che preferisco venivi a mille provare e mi hai anche il volte Discord. questa città qua. Mm. Anche banalmente le persone che ci sono. Cioè, è tutto un altro livello di persone. Diciamo Nemmeno che a non scuola. trovi voci bianche, bambini. Questo è vero, sì. Ma qui, che tu Mhm. sappia, si possono usare quella roba per farti diventare adulto? In che senso? Bro, oggi mi hai detto di che venivi a provare e mi hai Tipo, anche dato il per Discord. la voce, dico. Dovresti prendere un caffè e chiedere, però sì. Ok, Perché ok. per esempio zio Franco, che tu Sì? conosci, Sì, sì. lui ce l'ha. Però Ok. dipende tutto dal tuo personaggio. Io volevo esserne sicuro perché in realtà non so se conosci Gattino, era a Roma. Sì, sì, conosco. Sì, è venuto qui anche lui. Lo usava, A però casa, cugino. volevo prevenire il tutto, capito? Mhm. È ricevuto, sì, Dai, sì. dai. No, ho capito. Comunque basta che prendi un caffè e chiedi. Vabbè, dai, Però non è un problema. magari. Però dipende tutto dalla tua storia, la tua storia, Ok, ecco. ok. Cosa vuoi fare Capito? della tua vita? Va, ho capito. Sì, no, non più che altro cosa vuoi fare, cosa gli hai detto quando hai firmato per il passaporto, no? Ok. Gli hai raccontato un po' di te, no? Sì, sì. Dipende da quello, Bro, ecco. come avevi detto, oggi vuoi venire a provare. Capito? Che sia consono, diciamo, con l'età che hai, un po' con i tuoi obiettivi, quello che vuoi fare in città, ecco. Ho capito. Vabbè, dai. Però è una cosa fattibile. Sì, 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 sì. Mhm. Dai. Vabbè. Va bene, dai, ci Ok, vediamo. grazie mille. Dai, Grazie di mille. nulla, ci mancherebbe. Ciao, Ciao, bello. ciao. Ciao, ciao.
Gabriele, no, senti, ho visto il messaggio in realtà, ma non sono interessato. Onesto. Oh, Baggo, benvenuto. Vito. Oh, che cazzo stai facendo? Sai, mo, stai studiando tutto il regolamento. Ma era Francis? Sto a studiare. Sto a studiare, bravo, capito. Era Francis? Penso di sì. Sì, mi ha detto che stava a Roma, infatti mi ha riconosciuto dal nome. È pressoché uguale. La mia storia qua è che praticamente sono scappato io da Roma a causa di problemi legali, va. Quindi il mio nome è sempre uguale. Dai, oh, pizza merda, sai mo. Oh, paga la moto. Si può sparare a questo qua secondo te? Così a caso, va. Sento scasta. Ci sta uno sento scaston sulla come si chiama, sulla montagna, ma non è troppo bello, grandissimo. Quanta gente ci sta? Fra, non lo posso controllare, se sto in game non posso controllare il numero. Cosa, per favore, se puoi farlo tu, Simon, mi fai un favore così diciamo quanta gente c'è. Però c'è gente, nel senso che qua spammano cioè spammano realmente, non come i falsi là che sono segnati, ma non c'è nessuno. Ma la cosa più stupida qua è troppo bella. Ma che le tu... macchine come sono? E le macchine però sono vere, nel senso che sono quelle di GTA 5 alcune, altre Questo sono mi quelle interessava. vere. Guarda, questa qua, tipo qua. E la velocità, cioè, è reale, nel senso un'auto non fa 400, fa 200, fa 180. Le bit fanno 250, ma sono bit che nella realtà possono arrivare a quella velocità. E qua portavo per $5.000, fra 5.000 dollari, ma lo devo comprare un altro. Ah, poi non puoi comprare, che dicevo, non puoi, cioè qua puoi pagare anche con i soldi contanti, se ce l'hai addosso, paghi lo stesso, non devi per forza, sai il fatto della fattura, che è la fattura di pagare per forza col conto corrente, quindi deve versare la... no, qua no, fra, li paghi in cash. Telecomando non so che cazzo fa, binocolo, boh. Il telefono non mi funziona. Ci sono dei problemi al telefono. Ah, un'altra cosa comodi. Ui, che è là? Arriva il temporale. Un'altra cosa comodissima anche che tipo se ti devi curare, non devi... Aspetta, cosa ho visto? Ah, ok. Ma dove sta cosa? Non devi per forza aspettare il medico. Chiuso. O arriva il medico, se qualcuno ti porta in ospedale tu, se lui ti porta là, ti puoi curare da solo, visto che paghi. Quindi ti fai le cure mediche, ti metti sulla barrella e poi quando esci sei sveglio. Non come di là che resti per terra comunque, capito? Quando pagavi nulla. Ma sono affanculo. Con la polizia, dove si vengono a fare i documenti. Obbligo di clip? Obbligo di clip, però io clippo sempre, è una cosa che lo faccio da quando ho iniziato a giocare perché le prime volte mi fregavano e non sapevo come giustamente riscontrare il tutto. Anche se ci fosse obbligo di clip, fra la metti in una risoluzione bassa, non occupano nulla.
Te lo consiglierei a prescindere anche sul PRP. Mix. Serio, Amore mio, dopo 5 secondi sono fuori casa che in giro non c'è un cazzo di nessuno. Va bene. Devi guardare qua che ti apri. Aia. No, a prescindere, voglio dire, qua non ti serve tantissimo l'obbligo di click perché non c'è gente che fa i cazzoni, qua sono tutti abbastanza adulti da fare le azioni correttamente. Però, sai, meglio... Ah, qua le giostre funzionano, proviamo, me l'hanno detto ma non l'ho provato, sto provando con voi, qua le giostre là in fondo. Se funzionano bene, ho staccato. Ma al bar che c'è? E che bar? Valentini, Francolo, tu lo dici. Ah, non si può andare con Dell'avvocato. No, là non penso ci sia qualcosa... Cioè, nel senso, non esiste... Vabbè, poi passiamo. Però non credo di aver visto un'attività al posto del bar dell'avvocato, eh. Come si fa qua? Mi hanno detto che si possono provare le giostre. Ma se si può spendere per comprare il biglietto. Poi ticket. E non c'è il cash. Cazzo dici $100 di macchina. Lasciamoli fuori. Sono curioso. No, non fa. Com'è sta roba? Spingere per sedere. Press F. Boh. Ma forse deve stare qualcuno che ci lavora, boh. Vediamo. Sicuro ci deve essere qualcuno, che qua ti fa sedere. Vabbè. Quindi niente. Però può darsi che... Oh, il battle pass, qua il coso, che cazzo si chiama? Il manino del Fortnite. Voi ticket. Battle Royale. Non c'è per giocare. Ah, sono un po' scarso, raga. No, ma avrà... Passo tutta la giornata qua. Niente, game over. Lo so. Vediamo, questo è exit, enter. Oh, sta a funzionare mo. Fanculo. Pure là, mi avevo pagato i biglietti a chiacchiere, wow, carico. No, questa no, infatti, immaginavo. Ma tu guarda. Notte fra. Oh bella Lillo, buonanotte, Mbara. Ci becchiamo prossimamente, un'altra volta. Seguimi dove vuoi. Tanto sto ovunque. Per comprare il biglietto. Ticket.
Mo vediamo. Forse di dire. Ah no. Bro, ma me lo devi dire adesso, vuoi venire a provare? No, no, Bra, non voglio venire. No, sarei già venuto, onesto. Tu regalo tante cose, dai. Non riesco a studiarlo, quindi è forse aspetta. Ah, ok. No. Stavo già preoccupando. Qua che si fa? Vediamo. No, vabbè. Questa cosa è troppo bella. Un minuto. Pray for right. Qua. No, vabbè. Non mi dire. Però non mi dire. Ma sono troppo bello. Non hai visto il bohemio? Salve. Salve. Le carte. Non ho capito. Allora, andiamo Si sulla gioca a barca. Voglio andare sulla barca. Deve Giochiamo. del tempo. Aia. Beh.
troppo alto. Andiamo sulla barca? C'ho paura dell'altezza. Vieni, stai. E niente. Credo di aver perso l'auto forse. Hey, dude, I've hit an all new plateau. Listen, oh, god damn it. Asshead! Ui. Madre mia! Shithead! Vabbè, sto qua. Ah! God damn! Ah! A posto. Ora andiamo di sopra. Che bello. Salve. Salve. Vi posso chiedere qualcosa per l'antistress, tipo? Arriva subito. Oh, sì, ok. Non ti lo do. Stress? Sì, qualcosa per lo stress, va, per farmi calmare un attimo. No, grazie. Ok, eccomi. Sì. A posto, vado? Ciao, bella, vuoi qualcosa? Sì, se possibile qualcosa per lo stress. Ok, c'ho i joint che sono molto forti, che oggi sono arrivati quelli nuovi che sono belli potenti, Sì. stanno a 1000 al pezzo, oppure tengo i sigari a 700 o il pacchetto di sigarette da 12 da 4000. Da 12?
Il pacchetto di sigarette da 12, sì, sta 4.000. Scusami se ti chiedo, ma lo stress che mi fa passare sono uguali o c'è differenza? No, il joint che c'ho sta 1.000 è più forte. Ah, se me ne puoi dare 10. Ok. Allora, 10 sono 10. Paghiamo. Pagato. Ok, bello, grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao ciao. Sì, sei. Subito. Ok, do. Cancello era Ed è- aperto. Sì, ma tu quando è che sei entrato mo'? No. Quella macchina là? Ah sì, la macchina sì. E quando è che sei entrato mo'? Con quella macchina sì. Ah, ok. E dov'è che stavi? Stavo a prendermi le canne da fumare. Sei. Perché abbiamo sentito delle voci proprio mamma qua vicino che stavano parlando. Qua? Sapevamo chi erano. Sì, qua davanti. No, però non ho... Davanti. No, non stavo Ero parlando io. passato io per fare una cosa alla Lamborghini mia. Sì. E ho sentito queste voci qua. Ah. Mi sono fatto un giro di tutta la casa. No, però non stavo parlando. Almeno, credo. Ok. No, ok. Niente, stavo per staccare proprio. Vabbè. Ciao, bro, ci becchiamo. Ciao. Ciao, ciao.